L'ultima grande piana di marea del Triassico, delle Dolomiti possiamo dire. La fine della storia del Triassico è una fine abbastanza tranquilla per certi aspetti su tutta l'area delle Dolomiti, ma di gran parte delle Alpi calcaree sia meridionali che settentrionali. Abbiamo una enorme piana di marea, vuol dire che abbiamo un mare molto poco profondo, pochi metri, in un ambiente molto caldo, tendenzialmente arido, cui la vita non è facile perché appunto avendo pochi metri d'acqua questa tende a scaldarsi e scaldandosi in un ambiente marino ha anche probabilmente un aumento di salinità. Gli organismi che più spesso troviamo sono dei cianobatteri, delle alghe blu-verdi, che sono tra gli organismi più antichi che conosciamo sulla Terra e che formano queste stromatoliti. Le stromatoliti sono queste strutture più o meno piano parallele, più o meno ondulate, che sono legate appunto alla presenza di questi cianobatteri, che oggi sono molto poco diffusi, li possiamo trovare alle Bahamas, nel Golfo Persico, nella Shark Bay in Australia, ma molto poco. I fossili che troviamo in questo ambiente sono, abbiamo detto, relativamente pochi, perché è un ambiente molto difficile. Nonostante abbiamo spesso degli spessori di 1 chilometro, quindi abbiamo una massa di rocce incredibile, ma i fossili sono pochi. Predominano questi megalodonti, che sono dei grossi bivalvi, di cui troviamo quasi sempre di nuovo il modello interno. Possiamo vedere molto bene lo spazio vuoto che è rimasto, che era quello occupato dal guscio. Perché? Perché questa roccia si è deposta come sedimento calcareo, poi è subentrata la dolomitizzazione, questa trasformazione ha fatto sì che il guscio venisse sciolto, venisse dissolto, scomparisse, però è rimasta la forma del fossile, quindi se noi togliamo il modello interno, poi abbiamo comunque l'impronta dell'aspetto esterno, ma normalmente troviamo questi nuclei di conchiglie. C'è poco di più, abbiamo veramente pochissime specie. Può anche darsi che la dolomitizzazione abbia distrutto gli organismi più piccoli, i resti di organismi più piccoli.